Continua a tenere banco la vicenda legata a Mirjana Trevisan. Durante l'ultima puntata in diretta del GF VIP, è emerso un racconto negativo nei suoi confronti fatto da Giacomo Urtis, il quale si è confidato con Soleil Sorge. Ha infatti rivelato che lei si sarebbe fatta comprare scarpe costose da un suo amico e si approfitterebbe dunque di diversi uomini. Dopo l'appuntamento in diretta, l'ex marito Pago ha preannunciato la possibilità di adire le vie legali per salvaguardare Mirjana e il loro figlio. Ma non è ancora finita qui, infatti alcune ore fa è intervenuta una persona che la conosce molto bene e per Mirjana Trevisan potrebbero essere in arrivo ulteriori problemi. Tra l'altro, la Vippona è rimasta molto male e si è arrabbiata anche per i giudizi di Katia Ricciarelli, che ha messo in discussione il suo essere madre. Questo ulteriore colpo di scena su di lei rischia di creare un vortice infinito di polemiche e la puntata di venerdì 7 gennaio potrebbe davvero diventare ad altissima tensione. La persona che avrebbe dunque fatto questi presunti doni costosi sarebbe stato l'ex Vito Fiusco, come riferito dall'investigatore social Alessandro Rosica. E proprio l'uomo ha deciso di rompere il silenzio sui social network, soffermandosi su Mirjana Trevisan e confermando il racconto del chirurgo dei VIP: ciò che ha detto il mio amico Giacomo è reale, anzi lo ringrazio perché lui ha solo detto la verità. Ovviamente erano miei regali per lei o perché mi faceva capire ne avesse bisogno, ha esordito. L'ex fidanzato Fiusco ha poi aggiunto su Mirjana Trevisan: molti nella casa, sia dentro che fuori, sapevano di noi e la realtà dei fatti. Quindi 5 anni single non mi sembra la verità. E non parlo perché sono geloso o per altro, anche perché sono felicemente fidanzato, ma solo per la realtà delle cose e non far dire bugie su di me. Un esempio? Il suo social media è stato pagato da me prima di entrare nella casa. Ricordo che le sante stanno in paradiso. E vedremo come la showgirl si difenderà, quando lo verrà a sapere. Questo era stato invece l'intervento social di Pago, le parole pronunciare questa sera da alcuni concorrenti del GF VIP nei confronti della mia ex moglie saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani, oggi n. D.R. a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo comunque Mirjana per decidere il da farsi in sede legale.